Bolletta dell'acqua fuori controllo, silenzio del gestore e danno enorme. Succede a Cagliari, dove un cittadino ottiene giustizia dopo mesi di attesa. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vivi in Sardegna e ti preoccupano le bollette dell'acqua, iscriviti e metti like. Quello che è successo a Cagliari potrebbe riguardare anche te. Tutto nasce a Cagliari, dove un utente riceve una bolletta anomala per consumi d'acqua sproporzionati, causati da una perdita idrica occulta mai segnalata. Il gestore Banoa non avvisa l'utente nonostante i consumi fuori dallo storico. Ma è davvero sufficiente stornare la bolletta con il danno economico è già fatto? Secondo il giudice di pace di Cagliari la risposta è no. Con una sentenza del 2 dicembre il giudice di Cagliari condanna Banoa non solo allo storno della bolletta ma anche a un risarcimento da 2.000 euro più interessi e spese legali. Il principio è chiaro. Davanti a consumi anomali il gestore deve avvisare subito l'utente, altrimenti il danno va risarcito. Una decisione che riguarda tutta la Sardegna. Che mi dici? Secondo te questa sentenza potrebbe cambiare e peggiorare il rapporto tra cittadini e servizio idrico in Sardegna? Ti è mai capitata una bolletta dell'acqua inspiegabile? Fammi sapere, confrontiamoci. Iscriviti e lascia un like per restare informato sulle notizie che toccano i sardi. Infine io ti ringrazio non solo per aver guardato il video ma anche per il tuo supporto che mi aiuta a dare voce ai problemi della Sardegna. Stammi bene e ti auguro di passare una splendida giornata.